È il momento del Gran Premio Anact riservato alle femmine, trofeo Carlo Mantellini, per la prima volta si disputa a Bologna. Sono in 12 al via, questo lo schieramento di partenza: 1 Belena Alfas, 2 Bonville Gifont, 3 Buena Suerte B, 4 Bahia Pax, 5 Betta Indal, 6 Beautiful Girl Par. Seconda linea: 7 Baby Russa Jet, 8 Bloody Mary, 9 Blue di Girifalco, 10 Bella Winner, 11 Bahamia, 12 Barbara Chiara Fi. Scuderia fra Baby Russa Jet e Blue di Girifalco, macchina che accelera con Buona Suerte B favorita. Veloce Bahia Pax, che però si getta di galoppo e così in vantaggio si cerca di mantenersi. Belen All Pass contro Bonville Gifont. L'errore però di Bonville Gifont e anche quello di numero 2 Bonville Gifont prende subito vantaggio Belen All Pass, squalificata Bonville Gifont, squalificata anche Bloody Mary. E dopo i primi 400 metri di gara in seconda posizione si è sistemata Buena Suerte B, il quarto iniziale in 30:1. All'esterno si profila invece Betta Indal, è seguita nell'azione da Bella Winner. Betta Indal va con decisione a ridosso di Belen All Fass e dopo 600 metri in 45,7 si formano quindi più pariglie. La prima formata da Belen e Betta, la seconda con Buena Suerte B e Bella Winner, poi ancora Blu di Girifalco e Bahamia, più indietro Baby Russa Jet. 1 minuto e 6 decimi il passaggio agli 800, si affronta la penultima piegata che porterà al completamento del chilometro. Ancora non c'è stato accelerazione. 1:16,4 per i 1000 metri iniziali. Belen All Fast per il momento controlla, in seconda posizione rimane Buona Suerte B, mentre c'è la terza ruota da parte di Bella Winner, lo scatto di Bella Winner a 500 dal palo. Bella Winner va sul Belen All Fast e si trascina Bahamia. Ultima curva con terza ruota di Bahamia che viene decisissima all'esterno di tutte. In vantaggio però c'è sempre Belen All Fast. Insiste in terza ruota Bahamia su Bella Winner, alla corda c'è Buena Suerte B, retta d'arrivo con l'affondo di Buena Suerte all'interno, l'errore di Bahamia e sul traguardo la vittoria è per il numero 1 Belen All Fast nei confronti di Buena Suerte B. 1:15,3 il ragguaglio conclusivo, l'errore di Bahamia quando era cattiva all'esterno. 29,3 chiudere, andiamo a rivedere l'arrivo con Bahamia a centropista, alla corda c'è Belen All Fast, all'interno Buena Suerte B, finale serrato. L'errore a questo punto di Bahamia che lascia sicuramente un buon piazzamento, mentre Belen All Fast si difende con coraggio e vince su Buena Suerte, mentre al terzo finisce bene Baby Russa Jet correndo soltanto gli ultimi 200 metri. La vittoria quindi per Belen All Fast che conferma la sua statura. Vincenzo Luongo in sediolo per il training di Giorgio D'Alessandro Senior. L'allevamento è lo stesso naturalmente della scuderia Safra Sass. E il numero 1 davvero provvidenziale per Belen All Fast, che però alla prima in pista piccola fa subito centro, confermando tutta la bontà dei suoi mezzi e controllando il bel finale interno di Buona Suerte B, mentre al terzo, come detto, Buona Suerte, al terzo Baby Russa con Salvatore Cintura Junior completa il podio.